il rosso di Montalcino alla conquista di Verona e poi del mondo, anche se già partito da un po'. Ah sì, assolutamente. Diciamo è la versione giovanile di quello che è Montalcino, si può dire, no? Che va e prende gli aspetti più immediati, più freschi, più fruttati di questa denominazione alla fine. Che è sempre conosciuta per il Brunello, per la Sì, sì. ricchezza, per la carnosità. Sì, per la complessità, per vini molto più formali, di alta qualità, ma la stessa cosa viene, il focus sul rosso si basa sulla qualità del Brunello poi alla fine, solamente è su un altro ambito ed è comunque un vino più giovanile, più immediato. E questa immediatezza la vediamo anche negli abbinamenti. Ora stasera abbiamo Sì, un sì. grande banco di cucina veronese, Sì, che si abbina secondo me ecco. molto bene con il rosso di Montalcino. Per esempio. Beh, allora, per esempio abbiamo, allora, come il resto con la pera, per esempio, si abbina molto bene. Ok, Sì. che comunque ha la sua bella Sì. piccantezza, la sua bella Sì, sì, acidità. che tra l'altro è anche uno dei miei piatti preferiti. Ah, ecco, no, allora Sì, bene, sì. tanto uno fa il vino per quello che gli piace. Allora, anche se per assurdo il mio piatto preferito è il risotto al tastasale. Senza Beh, dubbio. quello sì, bello Quello è saporito, proprio salatino. classico. Secondo me si abbina molto bene anche quello. Quello Quello lo abbinerei casomai con una 22, però insomma che abbiamo qua in Magno, ma adesso sta assaggiando la con 23. la 23, che era nata Sì. un po' più fresca e più dinamica, la Sì, sì, 22 sì. c'ha un po' più di carnosità. C'ha più di carnosità, un po' più di colore, leggermente più complessa. Ora c'è da dire che il paragone è un po' complicato. Fra perché Magnum e normale. Infatti. Però anche l'annata, quindi l'annata anche sul rosso si sente. Non è Assolutamente, brutto, sì, 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 sì. Bene, allora andiamo a provarlo, grazie Ok, mille. ok, arrivederci.